Operazione Indoor, un anno di indagine da aprile 2017 ad aprile 2018 che ha portato i carabinieri di Venezia ad arrestare 20 persone su 41 indagati, di cui 3 in carcere, 9 ai domiciliari e 6 con obbligo di dimora per traffico internazionale di stupefacenti in concorso. 10 italiani e 10 di origine moldava, ucraina e albanese. Un'operazione che praticamente ci ha consentito di debellare, di sgominare un gruppo criminale che importava quantitativi di sostanza stupefacente, sia marijuana che hashish, nelle province di Venezia, Treviso, Padova e Vicenza. Tutto il Triveneto praticamente veniva rifornito attraverso 2 canali di approvvigionamento che facevano riferimento alla Spagna. In Spagna infatti la produzione era considerata di alto livello. Da Almeria a Malaga poi lo stupefacente veniva dirottato tramite autobus nel Padovano. Tutto è partito da sequestri di marijuana effettuati anche nei pressi delle scuole dalla polizia locale di Mira, che è stato fondamentale, e dai carabinieri della tenenza locale. La cosa che ci ha più allarmato, preoccupato, e diciamo che per dare giusto merito da dove è partita l'indagine, diciamo che la segnalazione è venuta dalla polizia locale di Mira, che ci ha offerto una grande collaborazione, una grande sinergia, e da lì noi l'abbiamo sviluppata. Nel corso degli arresti eseguiti all'alba anche in Austria e Spagna, oltre che nelle province venete interessate, sono stati sequestrati circa 40 kg di stupefacente, a fronte dei 200 intercettati nel corso delle indagini. È stato eseguito anche il sequestro preventivo, misura che si sta rivelando sempre più efficace. Un rilevante risultato anche con il sequestro per equivalente di beni, cioè questa grossa batosta che gli diamo dal punto di vista patrimoniale, che forse è veramente la parte più significativa di questa operazione. Un'operazione che consentirà di togliere a queste persone, complessivamente sono 41 gli indagati, quasi 1 milione di euro, perché è stato quantificato sostanzialmente per ognuno di loro quanta sostanza stupefacente hanno venduto, e quindi per lo stesso importo dovranno restituire allo Stato. Diverse le modalità di approvvigionamento nel territorio veneto. Tra i tanti un 24enne di Selvazzano Dentro nel Padovano, residente nel Veneziano, non avendo la patente si riforniva di 5 o 6 kg di stupefacente alla volta per poi trasportarlo in taxi. In 6 mesi avrebbe avuto un utile stimato pari a 160.000 euro.